Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì del gruppo TV7, siamo in onda anche sulla pagina Facebook, ospite avete visto Paolo Zanarella, il pianista fuori posto che non vuole, una delle prossime volte non lo chiameremo più così, lo chiameremo il pianista al suo posto, al suo posto, è vero, perché è il tuo posto, in effetti mi dicevi prima, tanti mi dicono che io non sono fuori posto e ha ragione adesso pensandoci bene, è il tuo posto perché dai un qualcosa, trasmetti un qualcosa alle persone, vero o no? Quando io ho pensato a quel nome, fuori posto, aveva un senso di provocazione, nel senso che fuori posto vuol dire fuori dagli schemi e fuori dal posto ordinario per un pianoforte, questo era il significato, quindi fuori posto perché il pianoforte non sei abituato a vederlo qui, ma sei abituato a vederlo in una sala da concerto o a casa tua. Ma certo, no, senti Paolo, questo dicevi è un pianoforte che ha 50 anni, ti durerà tutta la vita, rimarrà nel tuo cuore per tutta la vita. Questo è stato il pianoforte che ti ha lanciato, il pianoforte che ti ha permesso di vederti suonare in tutte le più belle città d'Italia, quindi sei andato anche all'estero, mi dicevi, sì, quindi sì. Ecco, le grandi capitali le hai fatte, Parigi, ti è mai venuto in mente di fare questo magari su una gru a Parigi? Questo è uno dei programmi futuri, ecco, se tu mi dovessi fare la domanda cosa farai in futuro, io ho in programma di volare in tutte le capitali europee. Ah, proprio farle tutte? Sì, sì, questo è uno dei progetti che ho. E quindi dovrei iniziare ad andare a Londra, Parigi, Madrid, sì, Berlino, sì, insomma, chi più Praga, chi più ne ha più ne mette, insomma, no? Anche perché la musica è universale, quella che suoni, quindi sarà sicuramente apprezzata in qualsiasi nazione, tu ti esibirai, insomma, al di là di Esatto, tutto, e dopo giusto? è un modo che non ha ancora fatto nessuno al mondo, di presentare il pianoforte volando, non ha ancora fatto nessuno. Ah beh, E sicuramente quindi sì. se devo fare il giro delle Ecco, città senti del che mondo. volate, mai pensato un giorno, beh, lo provo anche sotto acqua, non so, ti Sì, sto provocando, me Paolo, lo perché chiedono visto... tutti a mo' di battuta, però ragazzi sappiamo che un pianoforte non può stare sotto l'acqua. No, magari, beh, racchiuso ovviamente, no, direi tutto, adesso sto... Vabbè, ma credo che la cosa costerebbe abbastanza, e allora insomma... È meglio suonarlo Insomma, cerchiamo di essere un po' equilibrati su queste all'aperto, cose. Sì, al di là di tutto è meglio suonarlo all'aperto. E ti alzi al mattino, parti con il tuo furgoncino, parti con il tuo pianoforte. Quando parti in macchina cosa pensi, Paolo? Andrà bene, andrà male? Sono contento? Cosa pensi? In quel momento fra te e te, un momento di entusiasmo, un momento di illusione. Ecco, nell'uno e nell'altro caso cosa ti passa per il cervello? Ma in realtà dentro di me spero sempre che vada tutto per il meglio, con tutta onestà. Certo. Spero di conoscere tante nuove persone, spero che queste nuove persone si entusiasmino come la volta prima, spero sempre il meglio. Poi a volte non è sempre così. A volte non è sempre così, vero? Perché purtroppo la gente girando è buona o è cattiva, Paolo? Tu che hai nelle piazze, l'impressione è la gente è più buona, no, è allora, più attenzione, cattiva? la gente non è né buona né cattiva, la gente oggi è un po' stressata. Io percepisco questo, e è un po' a volte demotivata, è un po' triste, fa difficoltà a sorridere spesso. È già arrabbiata appena si sveglia, Sì, vero o no? sì, sì. Ecco, tu riesci a farla sorridere almeno quando passano... Sì. Riesci a... Almeno io ci provo, quantomeno gli do un sorriso. Qui dove sei, quello Paolo, non che non guasta. riesco a capire l'immagine. Cesenatico può essere? Io francamente non Lì? Cesenatico, scusami, Lì dove a Civitanova. Lì, bravo, bravo, sì, Beh, sì. perché non la conosco la Lì piazza. bravo, a Civitanova Marche. Ecco, sì, quella... Lì sono a Civitanova. E anche di Civitanova, perché è un posto di mare, per quale motivo sei andato? Ma ero ad Ancona il giorno prima, ho detto, dove di passaggio ho detto aspetta tanto... che proviamo a fare anche di qua, mi sono fermato. Ma senti, quando tu vai via, ancora il giorno prima, il giorno dopo Civitanova, le distanze sono vicine, dormi in albergo, dormi in furgoncino, fai tutto lì in quel furgoncino che hai tipo camper? Beh, mi è capitato, mi capita spesso di dormire anche in furgone. Poi ho la fortuna, girando per l'Italia, di conoscere tante persone. E fortunatamente in tanti posti d'Italia ho degli amici, mi faccio degli amici, faccio nuove conoscenze e mi dicono quando torni invece di andare in albergo fermati da me. Quindi ho questa fortuna. E quindi spesso ho questo, ad esempio quando vado ad Ancona ho chi mi ospita lì. Certo, sì, hai tutti gli amici che apprezzano il tuo modo di fare musica. A Napoli sei mai stato? A Napoli? Sì, anche a Napoli ho fatto. Anche a Napoli, perché non ho visto Napoli, proprio l'hai fatta. Vabbè, Palermo, ti chiedo così. Ho fatto la Sicilia, ho fatto Siracusa,
e un po' tutta la costa sotto. Ma senti, ma partire con il tuo furgoncino da solo fino in Sicilia È stata dura. è dura, vero? Perché ho capito che è un lavoro. Ho fatto 1200-300 km Da solo? io un giorno solo quella volta lì. Da solo? No, quella volta lì mi sono portato via la moglie. La moglie, beh sì, perché davvero è una faticaccia di quelle incredibili. E quindi l'Italia si può dire che l'ha girata da nord a sud, da est ad ovest, nelle isole, e anche nelle isole sei stato in Sardegna, in Sicilia, Ho fatto Sardegna. anche la Sardegna, proprio ormai le hai fatte tutte, insomma, praticamente, giusto? Dunque, ed è stata sicuramente, al di là, hai anche girato, stai facendo davvero quello che ti piace, Paolo, perché al di là di tutto Allora, credo diciamo una cosa che è interessante, un aneddoto che mi fanno tutti. Tutti mi dicono una cosa quando sono sulla strada: ti invidio perché fai quello che vuoi. Ti alzi la mattina e decidi di fare quello che vuoi, non hai padrone, non devi timbrare il cartellino, tu sei un uomo libero. Ecco, ho un amico che mi dice: tu sei il maestro della libertà. Mi salutano. Sì, lui mi fa: no, tu non sei il pianista fuori posto, tu sei il maestro della libertà. Vabbè, insomma, questa è un'esagerazione. Senti, però... Paolo, tu sei di Campo San Martino, dunque a pochi chilometri da Padova. Hai mai suonato nel tuo paese? Ho suonato per la prima volta al mio paese quest'anno volando, perché mi hanno fatto... Ah, non avevi mai suonato nel tuo paese? No. Col pianoforte. Col pianoforte, sì. È venuta la gente a vederti almeno? Sì, era pieno. Era pieno, quindi è stata un'ovazione, immagino. Sì. L'ho fatta prima perché ho fatto una performance sospesa in aria, c'era la gru e quindi... Hai suonato. Mi fai sentire un brano italiano, quello che avevi fatto a Sanremo quella sera, mi hai fatto volare, c'è qualche altro brano che hai fatto quella sera lì che ti ricordi, che ti piace, che fa parte della musica italiana? Faccio un brano che mi richiedono molti, che è questo, guarda. Il grande Lucio Dalla, Io non smetterei mai di ascoltare questa canzone, qualcosa di magico, è un po' magico la musica, magica chi la cantava, magica è magico anche uno dei più grandi, dal mio punto di vista, artisti della musica, è un grande artista, era un grande artista della musica italiana. In conclusione, Paolo, abbiamo detto tutto, abbiamo praticamente parlato di tutto, non so se mi è sfuggito qualche curiosità, non sono andato nei particolari, abbiamo parlato della tua famiglia, tua moglie, i tuoi figli, abbiamo parlato un po' di tutto. Paolo Zannarella, in conclusione, un giorno ti piacerebbe, andiamo proprio, ragioniamo a livello spingiamo alla grande, andiamo a tutto gas. Vasco Rossi, 230.000 persone. Grandissimo. 6 milioni di persone. Un grande. C'è una canzone di Vasco Rossi che la suoni, che ti piace particolarmente? C'è oppure non? No, io lo ascoltavo molto da ragazzo. E c'è qualche brano che suonavi suo? Ma una volta li suonavo, adesso non importa, era così, perché la mia è una domanda diversa. Sì. Cioè, adesso me lo fai magari un pezzettino. Ti piacerebbe, il sogno è quello, 6 milioni, 230.000 persone, Paolo Zannarella sul palco. È quello, esagero in questo sogno. Ma sai, nei sogni non si può sempre esagerare, non si fa mai peccato a sognare in grande. Dov'è il problema? E quindi... Ma perché no? Vabbè, cioè, magari con l'orchestra, quello che sogno io è avere un piano, lo dico, il mio sogno è suonare con tante persone, però con l'orchestra, non da solo, con l'orchestra, e io che suono volando con la gru sopra l'orchestra. Poi è fattibile questa roba. Ed è già fattibile. E dove?
E c'è suonato tutto, allora Paolo Zanarella, l'orchestra, lui vola, tu voli, e il luogo che preferisci per fare questo? Va bene anche... Non dirmi Venezia perché vanno tutti in Canna Grande. Dipende, se vogliamo che ci siano anche altre 200.000 persone ad ascoltare, quindi va bene un teatro all'aperto grande, se invece deve essere un luogo particolare va bene anche all'alta montagna, perché no? Ecco, senti, siamo in conclusione, io ti ringrazio ovviamente di essere intervenuto, cosa mi fai come chiusura di questa puntata con Paolo Zanarella? Che musica mi fai sentire, Paolo? Ma ti faccio sentire un brano che mette d'accordo tutti. Aspetta, ti salutiamo, poi sarà la sigla di chiusura. Grazie Paolo Zanarella di essere stato con noi, è stato davvero un piacere. In bocca al lupo per le tue prossime giornate di lavoro dove suonerai, davvero te lo meriti di cuore. Bene, allora auguri a tutti e arrivederci in giro per il mondo. In giro per il mondo. Invece io do una buonanotte davvero a tutti i nostri telespettatori, dandovi appuntamento a mercoledì prossimo sulla notte di una musica di Paolo Zanarella con una nuova puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.